buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Con la puntata di oggi termineremo i dolci classici della tradizione napoletana a Natale con i raffioli, non le raffiole. I raffioli o raffioli in italiano. I raffioli non sono altro che dei dolci a forma ellittica fatti con una pasta simile a quella del pan di Spagna ricoperti di una glassa bianca a base di zucchero. Sono molto semplici. Il nome del raffiolo deriva dal raviolo, classico del nord Italia. Infatti la sua introduzione a Napoli si deve nel Settecento grazie alle monache del convento di San Gregorio Armeno, che vollero fare questo raviolo dolce in onore ai rovioli che si trovavano nel nord Italia. Faccio un esempio: nella zona in cui mi trovo, che è il bolognese, esiste un dolce classico che sono le raviole, che sono questi biscotti, anche loro di forma ellittica, ripieni di mostarda, una confettura che si trova da queste parti. Ma i raffioli invece non hanno niente all'interno, sono semplicemente ricoperti da una glassa di zucchero, sono molto semplici da questo punto di vista. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito in questo excursus, che abbiamo praticamente esaminato tutti quanti i dolci tradizionali che si mangiano a Napoli nel periodo di Natale, cosa che sto rimpiangendo moltissimo stando ora a oltre 600 km di distanza. Si trova comunque ormai sempre il dolce classico tradizionale napoletano grazie alla grande distribuzione organizzata, ma è tutta un'altra storia mangiarlo per esempio a San Gregorio Armeno, a San Domenico Maggiore, dopo aver comprato la sfogliatella da Scaturchio o il ministeriale, per dire. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e visto il tempo e l'occasione, buon Natale e buone feste. Ci vedremo.